Una perla turistica al confine fra tre stati. Questo è Tarvisio, città in Friuli Venezia Giulia e stazione sciistica di prim'ordine nel panorama delle Alpi. Tutto ciò grazie ad una lunga storia che ha permesso al capoluogo della Val Canale di assurgere a punto di riferimento da lungo tempo. Già negli anni 30, infatti, Tarvisio era una località che attirava un consistente flusso turistico, scoperta ed apprezzata dal duca Amedeo d'Aosta, al quale sono stati intitolati i campi scuola. Questo è davvero un territorio particolare, dove gli influssi delle confinanti Austria e Slovenia hanno influenzato cultura, modo di vivere e tradizioni. Tarvisio ha un legame indissolubile con lo sci e negli anni ha saputo ritagliarsi consensi sempre più crescenti, anche a livello agonistico. Grazie alla qualità delle piste, oltre che sede di numerose manifestazioni sportive internazionali, il polo turistico è molto apprezzato anche dagli amatori, che adorano scendere sui tracciati perfetti e adatti ad ogni grado di preparazione. Gli amanti della natura, invece, rimarranno affascinati dai due laghi di Fusine e da quello di Cave del Predil, dove si trova l'area mineraria. L'ottima gastronomia, una commistione delle specialità di tre territori, è assicurata dai ristoranti della zona, così come, per esempio, dei locali in quota sul Monte Lussari, dove si può respirare l'aria dei tradizionali rifugi montani in una atmosfera incantata. Tarvisio, una località ricca di fascino a misura di turista. Un importante polo turistico che ha vissuto grandissimi stravolgimenti dal punto di vista geopolitico, la dipartita delle dogane, le case di spedizione. Schengen per noi, per assurdo, è stata quasi un cataclisma perché ovviamente abbiamo perso un terzo della popolazione che era addetta alla realtà di confine. Con difficoltà ma con tenacia gli operatori privati, l'amministrazione comunale, la regione, tutti insieme hanno cercato e sono riusciti a dare una risposta a quella che è una riconversione turistica, in particolare grazie alla candidatura alle Olimpiadi, grazie all'assegnazione alle Universiadi, è stata rifatta a nuovo tutto il look degli impianti di risalita, l'offerta sciistica è veramente straordinaria. Non dimentichiamoci che il santuario del Monte Lussari è meta di pellegrinaggio sia in inverno che d'estate, che quella pista di Prampa è stata sede di Coppa del Mondo, è stata una delle migliori, proprio a dichiarazione delle stesse sportive della Coppa del Mondo. L'offerta è molteplice, aggiungiamo a questo d'estate la splendida pista ciclabile che collega l'Austria, Slovenia fino al Friuli in una viabilità dedicata esclusivamente alle biciclette che sta continuando adesso anche a ampliarsi verso Moggio. Sicuramente le offerte sono molteplici. Aggiungo a questo quello che pochi si ricordano, la splendida foresta, una particolarità che abbiamo ereditato dall'Austria, che è gestita dal Corpo Forestale dello Stato, che conta, per dare un numero molto facile, 60 milioni di piante, che offre delle possibilità ambientaliste di sfogo per chi ama la natura veramente eccezionale. A Tarvisio si può fare di tutto, la cosa bella qui è che fai colazione a Tarvisio, poi magari pranzi in Slovenia, fai la cena in Austria, tutto nel giro di un quarto d'ora di macchina o in bicicletta nel giro di mezz'ora, quindi è una cosa che per noi è normale, parlare tre lingue in un bar contemporaneamente. Per chi viene da fuori sicuramente è uno spettacolo, un'attrazione culturale molto importante. E noi abbiamo vinto il bando del Piso, siamo arrivati prima dei tre comuni capoluogo, quindi per noi è un motivo di soddisfazione anche perché significa che il progetto è stato ottimo. La scelta è stata quella di individuare nel target famiglia quello che è lo sviluppo turistico futuro, quindi uno sviluppo dei Kinderheim, uno sviluppo delle scuole sci a disposizione delle famiglie in modo tale che i bambini siano ben accuditi e possano imparare da 0 a 3 anni anche a sciare e che i genitori siano liberi di potersi svagare sulle nostre piste di sci o nel nostro ambiente naturale. Col Pisus, con un'area wellness e con l'auspicabile crescita dei posti letto, questo posto diventerà sicuramente unico in Europa e sicuramente una principale attrazione del turismo invernale del Friuli Venezia Giulia. Perché venire a Tarvisio per tutti i motivi che ho detto prima, perché siamo simpatici, perché comunque abbiamo un ambiente molto bello, perché ripeto abbiamo questa possibilità di poter fare 3 confini, 3 lingue, 3 gruppi etnici in un quarto d'ora, ma soprattutto perché abbiamo delle splendide piste di sci, un ambiente naturale sano e incontaminato, degli splendidi laghi, una serie di cose che se faccio l'elenco credo che sia più lungo di questa intervista.